Allora, eccoci qua rientrati in studio, stiamo parlando del fatto di Ponte di Nanto, di questa rapina finita nel sangue con un malvivente che è rimasto ucciso. Gennaro Marotta. Sì, da quella slide c'era... Se la regia può riproporla eventualmente. 673 mi ha colpito, da 673 a 1444 quelli che hanno visto individuati i responsabili. Mi piacerebbe sapere dei 1444 i responsabili quanti sono effettivamente in galera, perché quella è reati predatori in carcere non va più nessuno. Le posso dire che nel mio caso presi sul quattro persone fanno parte di quelle, perché lo so, purtroppo lo sappiamo, non ci va nessuno in carcere per reati predatori. Era una domanda retorica. Una alla volta, dai, se no a casa non sentono. Diciamo che io ho sentito Zaia spesso appunto citare l'esercito, però effettivamente l'esercito ha la professionalità e la competenza delle forze dell'ordine che sono tutti i giorni sul territorio, come le forze di polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza. Non credo. Io credo anche che potrebbe essere fatta una piccola azione, piccola, perché lo chiedo anche agli esponenti qui delle forze dell'ordine, l'aiuto sul territorio anche delle associazioni di ex dell'Arma potrebbe essere un piccolo aiuto, mica che devono fare... Marotta, guarda, a proposito... ma sa perché lo dico? Perché io ho presentato una proposta di legge in regione di un articolo che dice: la regione incentiva i comuni a fare convenzioni con le associazioni d'arma, combattentistiche d'arma. Per dire che così si dà qualche denaro dalla regione ai comuni, perché i comuni non è che hanno denari da spendere in questo senso, ma per dare la possibilità anche ai comuni di avere anche associazioni ex carabinieri, ex polizia, che danno una mano ai loro colleghi che naturalmente mantengono la funzione primaria, perché sono loro le forze dell'ordine. La notizia di oggi, Mazzonetto. Poi però mi lascia continuare. Prego, Mazzonetto. Sì, la proposta mi fa piacere. Ieri comunque, perché poi bisogna essere anche operativi, visto che ieri l'associazione che dirigo a livello regionale, la Conservizio del Veneto, ha firmato con l'Associazione Nazionale Carabinieri un protocollo per tutto il territorio veneto per iniziare ad aprire un'azione di controllo sul territorio limitatamente per il momento su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, perché sappiamo che i mezzi di trasporto pubblico locale sono oggetto non solo di chi non paga il biglietto, ma di vandalismo e anche di atti forti e violenti nei confronti dei passeggeri e degli autisti. Quindi operativamente da oggi c'è un protocollo per tutto quanto il territorio del Veneto tra le aziende pubbliche di servizio di trasporto pubblico locale che rappresentiamo e l'Associazione Nazionale Carabinieri. L'Associazione Nazionale Carabinieri nel Veneto ha 20.000 persone a disposizione, 20.000 persone, e credo che le aziende di trasporto nel Veneto, grazie alle fusioni che ci sono state, si sono ridotte più o meno a una per ogni provincia, e quindi abbiamo la possibilità di mettere, grazie appunto a questa forza dei carabinieri, a disposizione del materiale umano non armato che entra nei pullman, nelle aree sensibili, eccetera. Ci auguriamo ovviamente di poter allargare questo protocollo con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri anche ovviamente con le forze di polizia. Quindi questo può andare in questo senso, ma non è per fare il merito di chi ha presentato la proposta di legge. Se la Giunta lo fa proprio, a me va benissimo, non mi interessa che l'ha firmato Gennaro Marotta. Lo fa il presidente Zaia, visto che Zaia è il primo a dire che ci vuole più tutela del territorio, ci vuole più sicurezza, è una stupidaggine, lo approviamo il prossimo Consiglio regionale e a me va benissimo che lo proponga lui e non lo proponga Marotta, mi fa lo stesso, l'importante è avere il risultato per i cittadini. Poi però bisogna parlare anche di proposte concrete, allora io lancio qua, non è una provocazione, vorrei capire anche dai e dopo raccogliamo anche l'opinione, prego.
nel nostro ordinamento giudiziario è possibile pensare che uno che viene preso in flagranza di reato non possa andare, io non lo so, tecnicamente non sono competente, quindi magari poi mi smentite e mi dite che invece è già così, non possa andare, cioè uno preso in flagranza di reato non può andare in ricorso, in appello e poi in Cassazione. È possibile pensarlo? A me risulta che in Inghilterra quando tu fai il primo grado di giudizio sono pochissimi quelli che rischiano di fare il secondo grado, perché nel secondo grado raddoppiano le pene, non è che vanno tanto per il sottile. Da noi invece anche uno che viene preso, appunto, che ha fatto una rapina, lo prendono, alza le mani, tira via il, come si chiama, il passamontagna e va fino in Cassazione, perché comunque può andare fino in Cassazione. È assurda questa cosa qua, cioè la flagranza di reato potrebbe già eliminare, credo, un bel po' di lavoro ai giudici, lavoro inutile. Se uno è preso in flagranza di reato è condannato, è una cosa importante. Le pene devono essere certe, cioè la certezza della pena non vuol dire sì, sono 2 anni, sì, sono 2 anni che ti devi fare dal primo giorno all'ultimo, e io sono convinto non che la maggior parte, ma una buona parte di persone che delinquono, che vengono presi, che vengono messi in galera per quello che hanno combinato e stanno fino all'ultimo giorno della loro pena, una seconda volta ci pensano prima di fare un reato. Certo. Non saranno tutti, ma una buona parte. Ballestrini, vuole rispondere lei? Sulla questione che riguarda gli aspetti specifici del secondo grado di giudizio a comparazione con il sistema giudiziario anglosassone, vi è una differenza fondamentale. Da loro la giurisprudenza la fa Stato, da noi no. Esatto. Il che ovviamente può apparire una cosa di poco conto, ma per gli addetti ai lavori è di fondamentale importanza. Per loro là chiaramente orienta colui il quale deve andare nel secondo grado di giudizio, perché sa che l'orientamento è certo. Da noi la giurisprudenza non fa Stato, e quindi qui al di là del fatto che è un diritto costituzionale, lo sappiamo, fino al terzo grado di giudizio la presunzione di innocenza. Ora, o si stravolge l'intero sistema per tutti, non solo per i reati di fragranza piuttosto che i reati predatori, oppure, e qui è una scelta di carattere politico di carattere più generale. Però io vorrei ritornare invece su un paio di questioni, visto che abbiamo dato i numeri per così dire. Invito a essere brevi, che però cerco di esserlo brevissimamente. Vicenza, organico 400 persone, entro il 31 gennaio del 2015 pensionamenti il 30 persone, Venezia 1380 organico, pensionamenti 31 persone, Treviso 241 pensioni 15 entro il 31/12, Verona 1000 persone, pensione 10 entro il 31 dicembre 2015, Padova 1350, 15 persone che andranno in pensione, Rovigo 350, pensione 12 persone, Belluno 300 all'incirca, e andremo con 10 persone. Il totale sono 150 all'incirca persone che entro l'anno saranno persi di forza, per un totale all'incirca di una percentuale che varia dal 3 al 5% dell'intera forza di tutta la regione. Allora io dico, per carità, va tutto bene, e ogni iniziativa, io credo, è lodevole, a cominciare per esempio dall'impiego del monitoraggio del territorio, che può avvenire attraverso anche il cosiddetto mondo del volontariato. Ed è sicuramente una iniziativa positiva e lodevole, ma non dobbiamo dimenticarci che se però il volontario disarmato in presenza di situazioni come quelle che ha descritto poco fa, relative agli episodi magari capitati nottetempo, ma comunque che sono ormai all'ordine del giorno nelle nostre città, mi riferisco ai 2 accoltellamenti, ovviamente quando chiamerà, se a fronte del continuo decremento e del continuo non ripianamento, qui le responsabilità della politica sono tutte, chi chiamerà? Perché prima abbiamo sentito, signori scusatemi, ma mi pare di aver sentito bene, che il benzinaio ha detto che le persone li chiamavano, ma le forze dell'ordine non arrivavano. Adesso io non conosco nello specifico che cosa sia realmente accaduto, e me ne guardo bene dal giudicare la situazione, però so per esperienza diretta, perché lavoro, noi facciamo sindacato ma lavoriamo è una cosa un po' diversa, quindi la presa diretta ce l'abbiamo quotidianamente, le difficoltà ce le abbiamo, e purtroppo quando vediamo e mi riferisco a un fatto specifico, quando sappiamo che il capo stazione, il capo treno chiama perché a bordo ha situazioni di pericolo, e chiama nella stazione successiva, Rovigo piuttosto che Padova, e la macchina non c'è perché
sono 1, 2 ed è già impegnata in altre attività. Certo. Cosa risponderemo dopo al volontario, pur se per carità ex collega, preparato, capace, eccetera? Cosa diremo? Allora io dico, e prendo lo spunto da una proposta interessante che ho sentito fare prima dall'esponente politico del PD. Allora, Domenech. Allora, un piano integrato, c'è bisogno finalmente di affrontare il fenomeno della sicurezza non con leggi emergenziali o con soluzioni emergenziali che per carità sicuramente possono anche dare delle risposte al cittadino, però i nostri militari li abbiamo accompagnati in giro per le città, lo dico chiaramente, ma senza tema di voler fare polemica con nessuno, ma li abbiamo accompagnati in giro per 4 anni per le città e abbiamo speso 400 milioni di risorse senza ottenere nulla e non abbiamo combinato molto. Mazzonetto, giusto per inciso, proprio per esperienza personale, perché poi non parliamo di cose astratte. Per quanto riguarda il caso che ho vissuto personalmente, è chiaro che la casa che veniva occupata, che c'era gente che andava dentro, fuori, non si riuscivano a prendere. Bene, a quel punto io per 3 notti, per 3 giorni interi, ha dovuto intervenire lei. Mi sono messo fuori con un po' di amici, abbiamo presidiato ovviamente a debita distanza, eccetera. A chiamate arrivava la pattuglia dei carabinieri, perché benissimo. Proprio perché c'erano questi occhi in più abbiamo dato una mano e in 3 giorni abbiamo risolto il problema. Peccato che dopo in 2 ore abbiamo vanificato tutto, perché le 4 persone sono prese in flagranza, sono state liberate immediatamente senza neanche un processo per direttissimo, non il 3° grado, perché poi queste persone senza dimora valle a prendere dopo chissà dove, L'ultima cosa, giusto. E qui ahimè sono anche giornalista, perché generalmente avere le notizie sono importanti. Io rispetto il fatto che ci siano queste tante informazioni sul fatto che il sindacato di polizia o i carabinieri dicono abbiamo bisogno di organico, eccetera. Però, francamente, il dare all'opinione pubblica, cioè in pasto il fatto che le forze dell'ordine sono senza mezzi, senza armi, ci sono meno uomini, diamo delle informazioni preziose, molto preziose alla delinquenza. È la verità, però sì, ma diamo delle informazioni preziose alla delinquenza. Invece queste informazioni con forza vanno date alla politica, perché la politica deve intervenire con i mezzi, non perché voglio dare i denari e con le norme. Guardi che la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine in genere sono 3 passi indietro rispetto ai delinquenti. Tanto per essere chiaro, loro già sanno quante pattuglie girano nella città, loro sanno quante macchine girano nel quartiere, perché non serve che loro lo dicano, loro fanno giusto a farlo sapere, perché la politica, come diceva, non mi ricordo come si chiama, a Roma deve imparare una cosa. Io vorrei far passare qualcuno a Roma un quarto d'ora di quelle che ho passato io durante il lavoro, un quarto d'ora, no una giornata intera, un quarto d'ora. Allora forse si renderanno conto cosa succede. Domenica, facciamo intervenire un attimo Domenica. Prego. Credo di poter vivere la vita come qualsiasi cittadino, no? Non sto quando dicendo parliamo generalizzare rispetto al concetto di politica è sempre pericoloso, perché poi screditiamo tutto un mondo che è fatto anche di persone assolutamente normali che vivono tutti i giorni esattamente come qualsiasi concittadino. Dico questo perché io credo che una politica seria è quella che mette in risalto le difficoltà, le rende note, e cerca le soluzioni, le soluzioni coerenti, però, e lo dico anche con quello spirito di una persona che cerca di cambiare il paese nel profondo, di farle le riforme, non solo di annunciarle. Allora io dico che se da una parte è vero che c'è un problema di integrazione del sistema di sicurezza, che ripeto parte dal comune e arriva al primo ministro, e in mezzo c'è la polizia, il magistrato, 7 forze di il polizia comune, ci sono. bravo. 7 forze di polizia, la proliferazione delle forze di polizia abbiamo avuto in questi anni. Arrivando lì, iniziamo a dircelo senza paura e senza quel coraggio che manca sempre alla politica, che probabilmente non ce li possiamo permettere 7 centraline in ogni comune, in ogni città capoluogo. Non servono,
Allora, quando l'Unione Europea ci dice l'infrazione sul numero unico di emergenza, che dovrebbe essere non 112. ci dice soltanto l'infrazione che può essere anche banale da un punto di vista economico, ma ci dice ma quale modello di sicurezza state applicando nel vostro paese? Allora io dico questo non per diciamo scusare la politica rispetto ai tagli, io dico bisogna scegliere. E quindi se scegliamo che questa è una priorità bisogna finanziarla, quindi spostare i soldi da una parte all'altra, però secondo me coerentemente per dare un'informazione giusta ai cittadini bisogna anche cambiarla, perché tutto dappertutto in questo paese lo abbiamo fatto per 20 anni accumulando il debito pubblico. Io dico un'altra cosa. E qui entriamo nel campo della revisione della spesa, cioè del cambiare la modalità con cui spendiamo i soldi. E qui ci vuole un po' di coraggio della politica. Io sono uno di quelli e spero che questo governo possa riuscire a mettere in campo queste riforme. Che dice perché questo abbiamo detto per un anno 250 una razionalizzazione dei sistemi di polizia, e anche ho citato, no? Alcune razionalizzazioni che possono portare dei risparmi, ma io dico anche degli efficientamenti, cioè di rendere più efficace il sistema delle polizie. Come può essere ci più può efficiente consentire a Porto Tolle quando togliamo il commissariato di Porto Tolle? Io ho fatto è l'unico. Come possiamo dire che io ho fatto un altro esempio. Io ho detto ce li possiamo permettere in una città 7 centralini H24? No, tutti che fanno la stessa cosa? Bene, perfetto. Probabilmente se noi iniziamo a razionalizzare quella cosa lì ci possiamo permettere di essere più capillari nel territorio a parità di spesa, perché è inutile dire ai cittadini che avremo le risorse per fare tutto. Questa è la riforma che serve, e credo che serva molto di più ragionare in maniera coerente e concreta di queste cose, perché è chiaro che agire, no? Si è parlato dell'esercito, l'esercito può essere una parentesi, lo porta in giro, è il momento dell'emergenza, è il momento della passeggiata, mentre i cittadini io credo che vogliano una sicurezza e un impianto della sicurezza di lungo periodo con delle figure professionali che fanno quello di lavoro. Bisogna affrontare anche, ripeto, io non sono pregiudizialmente contrario a dire c'è un'emergenza, c'è anche un problema sociale di ripristinare quell'aspetto culturale della legalità collettiva, va bene, lo facciamo. Però questa non può essere la scusa per non fare le riforme vere, quelle che serviranno nei prossimi 20 anni, non nei prossimi 20 c'è mercato, un attimo solo col film. No, volevo dire una cosa, il fatto che manca una fase generazionale nuova, questo è il problema, perché con questo fatto si va a tagliare continuamente anche nel personale che non viene più assunto e manca una fase generazionale nuova. Questo è anche uno dei problemi che dobbiamo affrontare. Io mi stavo mettendo nei panni di chi ci ascolta a casa. No? Dopo li sentiamo, sono parecchi che vogliono intervenire. Sono, grosso modo, se vogliamo dare un limite, pensiamo, fine Tangentopoli, cambia lo scenario politico nazionale, arriva Berlusconi, 94, e da lì inizia una nuova era politica italiana. Andiamo a vedere, 9 anni ha governato il centro-sinistra, 10 anni ha governato il centro-destra. Questo è successo. Poi sono arrivate larghe intese, piccole intese, governi non voluti da nessuno, eccetera, eccetera, e sono 20 anni che i telespettatori ascoltano questo. E ad ogni dibattito noi diciamo la politica adesso deve prendere in mano la situazione, faremo le riforme. Mi domando, ma perché un cittadino italiano qualsiasi dovrebbe credere a me, a lui? Non sto dicendo, ho proprio volutamente ho detto non ci crede più, infatti. E centro-sinistra. Che credibilità possiamo avere noi quando abbiamo fatto l'indulto, quindi un messaggio terribile nei confronti di chi delinque, no? Tu delinqui in qualche modo, poi noi ti diamo una mano. L'indulto, la non certezza della pena, abbiamo depenalizzato lo stalking, una follia, no? Prima abbiamo visto i furti nell'abitazione, anche la violazione di domicilio. Anche se li prendono tornano fuori immediatamente. L'immigrazione clandestina, tutti mi dicono ma riempievamo di carte, sì, ma era un messaggio che tu davi all'esterno, la politica dava un messaggio chiaro all'esterno. Abbiamo voluto fare una serie di scelte, cioè almeno avessimo fatto le riforme. Uno dice, avete fatto le scelte sbagliate, avete dato l'indulto ai lazzaroni che rubano in casa, vabbè, però avete fatto le riforme. No, le riforme no, e come contropartita avete scaricato su di me, cittadino, la mancanza vostra. La domanda è, ma la faccio a me stesso come la faccio a Domenech, che è un rappresentante anche lui di partito. Perché dovrebbero crederci oggi? Cioè qual è la novità rispetto a ieri o all'altro ieri? Ma i cittadini aspettano i fatti, lo vediamo anche dagli SMS che scorrono. Ma perché questa volta dovrebbero arrivare? Cioè io sono convinto che questo paese non lo riforma nessuno.
cioè la Costituzione non la cambierà nessuno, la riforma della giustizia sarà un pateracchio all'italiana come sempre, dove a forza di mediazioni l'efficacia del provvedimento legislativo è ridotta al lumicino. Questo è il problema grave dell'Italia, che è insito in noi italiani. Il problema del nostro paese è che è pieno di italiani e noi siamo sempre per la mediazione, ed è sempre una mediazione a ribasso. È per questo che dico, che speranza diamo? Cioè, domani mattina, per questo io dico, chiamiamo l'esercito, almeno una risposta tangibile, concreta, vedere nella mia via, lo dico io, il mio giardino lo metto a disposizione, delle camionette, tende, quello che vuoi fare, lo metto a disposizione gratuitamente, vedere persone armate che persiano il territorio per un mese, 2 mesi, 6 mesi, ma almeno diamo la possibilità all'anziana di 80 anni di uscire di casa alle 6 senza vedere quel magrebino di 1,80 m che urina sulla porta, che ti manca anche il senso civico, che purtroppo io non credo che sia solo questione. Scusate una cosa, io volevo presentare un problema. Scusate un momento, e vorrei una risposta da parte di tutti quanti. Io vorrei una risposta da parte di tutti quanti. Quanti di voi sono stati fermati per la strada in auto nell'ultimo mese? In che senso? Fermato da una pattuglia per un controllo. Io sì, ma faccio tanti chilometri, ammetto, quindi giro da quando... Io sono anni. Sono anni che non mi capita, ma anni significa Tullio, 10 anni che non vengo fermato in auto. L'ho già detto, ma saranno sempre meno, perché, quindi voglio dire, se togliamo i presidi sul territorio, se togliamo gli uomini e non il turnover, le norme attuali della legge di stabilità non ci consentono di assumere nessuno nelle forze. Perché una volta succedeva, certo, una volta si facevano posso dire una cosa, però questo era un controllo. Abbiamo atti concreti da fare, della politica da fare. Non si capisce niente. Prendo delle persone rubano perché sono sul posto che faccio il mio lavoro, prese a rubare, vado in caserma, in questo non dico dove, vado là, trovo il maresciallo e mi dice, mi conosce e dice, siamo in 4 Mauro, mi dai una mano? Cioè il maresciallo mi dice, ti nomino ausiliario di PG perché mi dai una mano, perché siamo in 4. Cioè io ho preso il maresciallo con la mia macchina, l'ho portato fuori, ho fatto fare i verbali, ho fatto fare questo, guarda le immagini e tutto. Questo sa cosa vuol dire? Che siamo sguarniti. Siamo sguarniti. E allora, ripeto, se a Roma capissero cosa vuol dire fare sicurezza nel territorio. Non lo sanno, no. No, non lo sanno. Non lo sanno. E fare sicurezza nel territorio come si deve, ok? Le risorse in Italia ce ne sono finché vogliamo. E poi, se lei va su qualche altro paese, il centralino, vabbè, d'accordo, il centralino, 7 centralini, tutto quello che vuole dire. Cioè 911, basta. Aspetta, e là girano tutte le altre forze di polizia. Perché in altri paesi dove sono stato c'è quella cittadina, c'è la gendarmeria e c'è qualcos'altro. Attenzione, c'è un centralino. Ma non è solo quello. Quando c'è una sala operativa? Ma quando vado giù a Roma e vedo 4.000 macchine con 7.000 poliziotti o finanzieri che sono lì, che devono scortare delle persone, quelle sono persone che non ci sono sul territorio. Attenzione! Cioè, se vogliamo dare dei segnali, diamoli giusti i segnali, certo. Cioè diamoli giusti, perché ci sono persone, guarda che ci sono persone che purtroppo ci rimettono la vita per difendere i cittadini, e noi a quelle persone dobbiamo solo ringraziarli. Prendono 1.200 euro al mese, 1.300 euro al mese per rischiare la vita. Di notte mi ha fermato a me una pattuglia dei carabinieri, mi ha fermato, gli ho detto guarda che mi sono fatto riconoscere con la paura. Noi dobbiamo dare sicurezza prima ai nostri operatori, perché li dobbiamo formare, perché mancano le scuole di polizia che funzionino bene, mancano le scuole di PG, mancano tante cose, mancano sul territorio. Ragazzi, noi alla gente dobbiamo dirgli state in casa tranquilli, ma perché ci siamo noi, quando chiamate noi arriviamo. Ma se noi leviamo le macchine oppure non hanno i pezzi di ricambio per cambiare le ruote alle macchine, cosa vogliamo dargli alla gente? Certo, Biocati. Poi magari si rivolge a una società come la mia, io sì posso fare qualcosa, ma cosa? Io insisterei sulle soluzioni, perché mi sembra che il problema per esempio dell'organico, che è un problema serio in tutta Italia, un problema serissimo, combinato insieme con l'innalzamento dell'età, perché siamo mediamente a 46 anni, è chiaro che nei prossimi 20 anni
avremmo una situazione disastrosa. Allora, nella legge di stabilità, e io credo che ci si possa mettere le mani, e qui la politica può fare la sua parte veramente, la riduzione al 50% delle assunzioni per le forze di polizia possa essere modificato, ma c'è di più. Abbiamo migliaia di ragazzi idonei al concorso, le graduatorie a scorrimento, lo scorrimento delle graduatorie che consente effettivamente a questi idonei ai concorsi di partecipare a quei corsi di formazione di cui parlava e l'assunzione, sono un fatto che potremmo fare analogamente sicuramente ad altre situazioni tra virgolette emergenziali che vanno considerate, ma in maniera immediata, e potremmo consentire a moltissimi nostri giovani di entrare nel giro di 6-8 mesi all'interno delle nostre forze dell'ordine. Allora perché non si fanno queste cose? La domanda che io faccio alla politica, voglio dire, perché dobbiamo essere credibili? Ecco, questo è un modo per diventare nuovamente credibili, io credo, agli occhi dell'opinione pubblica, agli occhi del cittadino, al di là delle tornate elettorali dove chiaramente le promesse si fanno in maniera, si largheggia. Però io credo che di fronte ad una situazione di questo tipo si debbano prendere delle soluzioni. Allora ben vengano tutte le soluzioni, ben vengano quelle di cui ha parlato poco fa lei per quanto riguarda l'associazione, ma ben venga per esempio un problema serissimo che è la videosorveglianza. Ma voi sapete, io me ne occupo, voi sapete che la maggior parte dei nostri comuni hanno impianti di videosorveglianza particolarmente sofisticati o pagati fior di quattrino, che poi alla luce alla resa dei conti non sono assolutamente utili, perché le immagini non sono utili ai fini investigativi, perché non ci sono apparati adeguati dal punto di vista tecnologico, perché? Non perché non esistono nel mercato, ma perché evidentemente chi congegna questi meccanismi, questi impianti di videosorveglianza non lo fa in maniera adeguata, e non mi riferisco ai tecnici, mi riferisco a chi commissiona questi impianti. Allora voglio dire, tutto potrebbe servire in una ottica di un piano integrato serio del controllo del territorio e per offrire sicurezza, ma se facciamo le persone per bene siamo seri. Altrimenti, e se tutti ci mettiamo qualcosa per ottenere un risultato che è la somma di tutta la buona volontà che si mette nella filiera. Certo, allora ci fermiamo un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, ma torniamo subito, dopo inizieremo ad ascoltare anche la voce di voi telespettatori. Allora tra poco TV7 Match.